venuto sto cazziso e ha preparato tutta sti mamma. Che hai fatto? Si chiudato di marcella, che dai, tu mi ha stato loro. E palle! Non potrà fare un pesce fino! Sì! Sì! Sopra una bella coppia di cazziotto, ma... non si passa tanto poco a me. Mamma mia, dunque, ma pare che ti la vita lavoro. Di cassatene poco, che pare un'anima dannato. Si un'anima dannato tu. No! Sì, dunque, stamma su. Sono chiuso al cucino di Maruccello. E non ci sei, che ci ho parlato con il fratello di cucina, di cui mi ha detto, il può piacere, ci avesse accorto, ma purtroppo a noi ci vede, ci avevano tre cammarelli io subito. Non è stato possibile, è aiutato, ma poi va a venire, pure mamma con tutta la sciava che ha preso e sono andato con zucchero, ne hanno dato 12 metri, a così ci potevamo buttare roba e subito a qualcuno subito, però lui mi ha già portato la mano. Io sapevo che va a finire così. Che le tutte colpe che la Ianare che è nata ne sono così sicura. Dalle veritte ieri, ma tu non, perché ti amo per tutto come tu vuoi. E muore che dormista notte. Lascialo prima, parli. Ma tu quando avevo la mano che hai dato da me tu non ci vedi più la comunità. Si peggia la sandalia. Ma ci dici che sono venuto a bere, no? Già volete, queste ciazze che mi vuoi riuscire a nasi dopo? No, si dopo non se ne mettere e questo lo sapete già. Ti voglio dire, che a me è molto santo, ha ci puntato a Don Giovanni come professore. Tu, non l'hai manco salutato, dile che una capata, se hanno una ragione, e ci può ammazzare uguale, capisci no? Io lo sapevo, io lo sapevo. Però, se stasera è andato lui da una casa nostra, aveva un'obbligazione a Don Giovanni come professore. Perché sei stato senza regalo? Senti sappiamo senza regalo, però dove lui abita, in Devantaghiero, ci stiamo quasi vacante. A rossere casa, Papeluccio Scarpani, che tu mette sotto il bombardamento del Monte Santo, ti ricorda, no? Quel momento. Da quel momento, o Vascia è rimasto vacante, o vanno di casa non voleva affittare. Oggi vanno un professore, talmente è riuscita, vanno finire a parlare, è riuscita a convincerlo e ce l'ha fatta, senza misata annanzi e senza... Ehi, guarda, visti gli occhiali, e come si comporta? Quando mi dici tu che è comunista, non creda a Dio. Ma se è comunista sono così, io mi faccio subito comunista pure io. Che non me ne avanza qua. Il mio cancellaggio con Don Giovanni professore perché è comunista e anche perché quando parlava sempre ragione. Ma perché ci può portare i miei guai, ma che switchoi, ma che siamo usati un po'. Va a pigliare la cartella, dai che aveva già più che mi ha fatto. Dice, Cenna, Pascali, Mimì, hanno nascondito le tedesche, che li piazze stuparchiate, stanno a pigliarlo nel fronteggia al mare, hanno nascondito! Dice, che stai sciallando tutti? Che fanno riscere? Stamattina oggi ho parlato con un comandante tedesco che fa tutto l'uomo e mi ha fatto in Germania che se non ha presentato un po' comando tedesco. Sono esagerato, pure io ho letto il manifesto. Perciò dico, tutte quelle che si devono visitare sono nate. Tu riesci al 25. Dico napoletanamente, no? Quello che tengono da 18 a 33 anni. Allora devi presentare pure tu, se tu riesci. Signore, io sono nato il 30 dicembre del 1909. Poi siccome sempre le feste famiglie, a mamma mi viene a dichiarare o 5 gennaio, o non mi vengono a preparare.
E a un Alfonso parrucchiato era chiuso Carmine che è ancora vivo, lo può testimoniare. Memoria, allora dopo aver piagato lo mangiavo un po' cosa. Eh sì, aspettavo loro la colazione. Aspettavo sempre. Anche diceva le mani dei contagli. Ah, che c'è anche poco raro, prima di dire. Avviso del comando germanico di Napoli. Tu prima di picciare la rata che subito durante una bella notizia. Prima mo che avrò. Avvenimento del servizio obbligatorio hanno nascosto in 4 sezioni della città, complessivamente circa 150 persone, mentre, secondo lo Stato civile, avrebbero dovuto essere oltre 30.000 persone. Anche se sono usciti, anche se vede che la gente si mette il mucco con loro stessi. Da ciò risulta il sabotaggio che viene praticato contro gli ordini delle forze armate germaniche e del Ministero dell'Interno italiano. Incominciando da oggi, e per mezzo di loro militari, farò fermare l'inadempiente. Coloro che non presentandosi sono trattenuti agli ordini emanati saranno dalle ore senza indugi fucilati. Fucilati, fatto fuoco. Ma chi sei? Che sono si tedeschi? Che è fiero? Ma sempre in te fiero, non è vero? A son 10, mamma fino più che lì, ah? Ma che appigliare a te, oltremente mi pare poco che faccia che te nascono stumati di fame. Mamma mia, che buono, tu i tedeschi, facci. Piglia carrettella, ma così facendo una sta, ci sta cambiamento, la non c'è la sua